questo è un appello a tutti i veneti, a chi veramente che vuol bene al Veneto e vuol raggiungere l'indipendenza del Veneto, perché le banche fregare in qua 280.000 azionisti sono nel Veneto. Purtroppo che c'è anche qualche azionista che si occupa invece di lottare e questo dispiace anche del cuore. Però 280.000 azionisti, possibile che noi abbia la forza, il coraggio, la dignità di lottare e di raggiungere e bloccare questo sistema, perché se uniti, siamo tutti uniti per raggiungere l'indipendenza, siamo veneti, siamo grandi lavoratori che devono portare in tutto il mondo la storia, il lavoro, la cultura e vogliamo difendere la nostra cultura. Per colpire il sistema bisogna assolutamente uniti lottare, ma uniti lottare perché il sistema comincia a aver paura, degnati, se veramente siamo in tanti, non possiamo dividersi con caporali, caporaletti o galli o galletti, l'obiettivo è unico e per raggiungere un obiettivo unico, se vogliamo fare come la Catalogna, come la Scozia e tante altre, bisogna assolutamente, come l'Ucraina, bisogna che il popolo vero veneto abbia i coglioni, abbia dignità e venga fuori dalle case, ragazzi, cerchiamo di unirsi, questo è un appello, inutile che guardiamo le bandiere, guardiamo i partiti, guardiamo la nostra coscienza e il futuro dei nostri fioi, perché solo così, con le azioni del piazza, con le azioni del popolo veramente unito, il sistema comincia a far paura e cominciamo a vedere che abbiamo i coglioni e di lavorare e di lottare per... Alza tu bandera,